Buongiorno, guarda che bel giorno, riparte Sportissimo con questa Come diretta e avvisiamo un attimo i followers, no? Quindi diamogli tempo di collegarsi, ma sicuramente dobbiamo parlare di tennis, di calcio, insomma tanti avvenimenti. Oggi c'è anche la finale di pallavolo del Nations League con le ragazze e i ragazzi. Quante ne sa. I ragazzi e i ragazzi si sono qualificati entrambe alle Olimpiadi, poi restando in tema di Olimpiadi con la baguette che sarà la prossima avventura. Ce la mangiamo? Notizia anche, sì, certamente, magari con qualcosa dentro, non sotto l'ascella. E quindi volevo dirti bella notizia anche dall'atletica, perché ai 100 metri abbiamo due fenomeni, non solo Jacobs ma anche Ali. Devo dire che sono scesi sotto i 10, quindi devo dire che ci sono buone possibilità per arrivare alle Olimpiadi, no? in forma strepitosa, e chissà che ci possano regalare qualche piccola sorpresina di nuovo come 4 anni fa. Però insomma bisogna dire del tennis, no? Poi brevemente torneremo all'Italia che domani ha la partita crocevia. Ma intanto parliamo di tennis, no? Perché il tennis, abbiamo allora grande tennis, notizia, belle cose, belle robe. Qua nel Trevigiano abbiamo avuto la Errani che è arrivata in semifinale, che però ha perso contro la Pera. Rovighese comunque. Rovighese, con Rovighese. O Rodigino, non so. Ma insomma quello che è comunque un campo, sono dei campi in erba vera, è un Gaiba, bravissimo, è un campo in erba vera bellissimo, un bellissimo torneo che invito tutti ad andare a vedere. Adesso c'è la finale naturalmente, magari passando per Valdobbiadene, visto che degli amici di origine scollegati. Comunque tornando alle cose serie, abbiamo due finali oggi, 2 500, uno a Londra e uno in Germania ad Halle. Sinner contro Hurkacz, il polacco, partita difficile perché Hurkacz è comunque in buona forma, perché chiaramente col servizio parte avvantaggiato, ma Sinner sta prendendo sempre più forma in questa superficie. Per quanto riguarda invece Musetti, sorpresa direi, che è arrivato in finale, e questa è la sua terza finale che fa in un torneo ATP, la seconda in un torneo 500, e vedremo contro Paul. L'americano è veramente un talento straordinario, quindi, ma anche Musetti lo è. Però sarà una partita veramente che si giocherà sul filo, io credo. Per cui 2 finali, potremmo portare a casa due partite, ma è meglio stare zitti perché qua non ci vorremmo portare sfortuna. Dispiaciuto perché ad Halle Berrettini non è riuscito a confermare la buona forma che aveva mostrato a Stoccarda, però insomma non si può, come vedete, non si può arrivare sempre in finale le stesse persone, naturalmente, a meno che non ti chiami Sinner o Alcaraz o compagnia. Vedete che anche Alcaraz stesso è stato eliminato da colui che ha battuto proprio Berrettini. Esatto, sì, da Drake, perché però poi alla fine anche lui ha dovuto abdicare, perché alla fine vedete non si arriva sempre, gli stessi non possono arrivare sempre in finale per tante ovvie ragioni, perché se uno non conosce il tennis non capisce che insomma la stanchezza di tante partite consecutive può portare poi a difficoltà a vincere quelle successive. Anche te che hai fatto il torneo San Vito. Esatto, prima o poi ho dovuto abdicare anche io, ma insomma la mia veneranda età, 52enne, insomma faccio quello che posso. Detto questo, ci sono buone premesse per il torneo di Wimbledon che sta per arrivare. E poi c'è anche il doppio. Certamente, ecco, bravo, c'è anche il doppio, però parliamo ancora di singolo, quindi c'è buone premesse per quanto riguarda il torneo di Wimbledon, e avremo tantissimi giocatori che parteciperanno proprio al torneo, e abbiamo proprio 3 favoriti che saranno proprio Berrettini, Sinner e Musetti, che potrebbero regalarci chissà che bel torneo. Speriamo, insomma, no? Ricordiamo che è un torneo 3 set su 5, quindi diventa un pochino più complicato, ma anche lì si vede poi alla fine chi ha più preparazione, no? Bene, invece abbiamo in finale Bolelli e Sartori, che questa ormai non è più una novità, no? Perché Vavassori, scusa, non è più una novità, sono sempre sul pezzo, sempre dalla parte finale dei tornei che vanno a fare, quindi ormai sono 2 esperti di doppio e credo che abbiano una classifica anche importante ormai di doppio, siano tra i primi del mondo, quindi insomma contro chi giocheranno? Due nomi non conosciamo. Difficili. Questo per dirvi che cosa? Che comunque nel doppio non si conoscono tanto le coppie, perché sono un pochino meno note, nel senso che non giocano spesso il singolo, cioè
della finale credo che solo Vavassori giochi ancora partite di singolo, tutti gli altri giocano solo doppio. Questa è la dimostrazione che è diventato quasi uno sport separato, no? Cioè quasi io gioco solo il doppio e non faccio più il singolo, ecco, questo è quanto, ma diventa poi un gioco di squadra, quindi un padel di turno, si fa per dire, ecco. Sì, che poi... Salutiamo i nostri amici del padel, del Pordenone Plus Center, Padel Plus Center, naturalmente. È un po' uno scioglilingua. Beh, oddio, quel che l'è. Comunque salutiamo anche quei amici lì che insomma ci hanno ospitato. Vedo anche Cesco degli Scafarti collegato, lo salutiamo. Bravo Cesco, complimenti. E niente, per dire, ci sono tante cose che bisogna considerare, no, dal punto di vista del tennis, però abbiamo veramente, se le premesse sono queste, avremo un'altra annata e stiamo avendo un'annata incredibile, chissà che ancora non ci regalano grandi sorprese. E ricordo che a breve ci saranno proprio le Olimpiadi di tennis anche, e quindi... a Roland Garros, sì. Quindi sulla terra battuta. Bene, poi alle 3:30 ci sarà anche la finale della Nations League femminile che anticipavamo in inizio di questa puntata di Live Caffè, ma è più orario aperitivo che caffè. Seria, seria. Perché manca quel burlone là. Esatto, ma a Riccione, sotto il sole di Riccione. A Riccione, pensa a te, è Riccione, furbacchione. Con la squadra. Sotto il sole di Riccione, Dio mio. Come con la squadra, con la squadra. Che sì. Non si chiamerà più quel nome là, No, anteprima. Han cambiato. Ecco, quindi vedremo il nome. Spero di fare qualche punticino in più allora. Esatto. Bene. Per quanto riguarda il calcio, torniamo sulla parentesi Italia, sconfitta direi 1-0 con la Spagna, ma poteva essere un 3-4-5-0. Allora, purtroppo vi devo dire la più sincera verità, non ho potuto vedere la partita per meglio. Però vi devo dire la verità, stavo guardando il saggio di mia figlia che faceva danza moderna. Ha ballato meglio lei o la difesa dell'Italia? No, meglio lei naturalmente, però la difesa dell'Italia ha ballato anche benissimo, devo dire. Specialmente Di Lorenzo, credo. Devo dire che Di Lorenzo ha ballato bene, ma sai, questi qua sono i classici balli estivi. Che ti posso dire? C'erano persone che si guardavano la partita durante il non si fa, intanto vergognate. Seconda cosa, dico, ma è meglio non guardarsela a questo punto la partita, perché con la figura di merda che abbiamo fatto, scusate la parola, no, c'è da dire questo, probabilmente non ci hanno capito niente. La Spagna è una squadra, è un giocoliere, fa girare la palla, ma molto veloce, no? Forse bisognava creare una formazione un pochino diversa, però non è detto che abbiamo gli uomini per poter contrastare la Spagna. Noi forse con questa formazione, questa squadra che abbiamo, forse, però non sono io il mister, è giusto che lo faccia Spalletti e che sa lui quello che deve fare. Io credo che però ogni allenatore che va a allenare la nazionale, secondo me, deve un po' separare il discorso allenatore di squadra di campionato. Questa è una squadra nazionale, quindi secondo me bisognerebbe poi cambiare un po' la mentalità di quell'allenatore lì, che è abituato ad allenare squadre di club, squadre che le vede tutti i giorni, tutte le settimane. Sai, plasmare una squadra in 4-4-8 ci vuole qualcosa di più. Per cui non è colpa di Spalletti, però credo che forse qualcosa di sbagliato l'ha fatto. Bisogna avere il coraggio di fare qualcosa veramente di diverso. Domani con la Croazia? Domani credo che sia una partita durissima, dentro o fuori in un certo senso, anche se si potrebbe essere ripescati probabilmente. Abbiamo 2 risultati su 3 però da poter fare, perché probabilmente anche un pareggio basterebbe, perché se poi la Spagna vince, ma io credo che non ci sia partita, però sai, potrebbe anche perdere con l'Albania, ma sarebbe un risultato bugiardo e vorrebbe dire che c'è stata la pastetta, però devo dire che sarebbe molto difficile. Detto questo, 4 punti penso che dopo puoi rientrare tranquillamente, si fa per dire, tra le 4 migliori terze ripescate. Però è brutto se devi fare, io l'avevo pronosticato comunque, se ti ricordi a suo tempo avevo detto che l'Italia avrebbe fatto molta ma perché non abbiamo negli ultimi anni eccelso. Dopo la vittoria all'Europeo di 2 anni fa, 3 anni fa, addirittura 3, pensate, dovrebbe essere di 2, ma insomma mi sto sbagliando, probabilmente col Covid è cambiato tutto. Detto questo, che posso dire? Non abbiamo probabilmente la squadra, i giocatori adatti. Io, se devo essere sincero, credo che avrei fatto giocare la squadra in maniera diversa, però io non sono allenatore, ripeto, tutti vogliamo fare gli allenatori, no? Perché tutti vogliono
essere esperti, devono dire la loro, sanno tutto, fateli voi, andate a vedere com'è. Non è facile, ecco, assolutamente. Però forse dobbiamo scegliere degli allenatori, secondo il mio punto di vista, che sono più adatti ad allenare le nazionali. Questo è quello che penso io, e che non si facciano più condizionare da convocare X piuttosto che Y, per dire, adesso non lo so se Spalletti sia andata così, però probabilmente io vedo dei nomi di giocatori lì che secondo me non lo so, e poi quando li convochi bisogna anche avere il coraggio di farli giocare, cioè è inutile che ci parliamo tanto per parlarci, sono 26 giocatori, se li convochi vuol dire che tutti possono essere in grado di fare le partite, altrimenti li tieni a casa. Questo è quello che penso io. Bisogna sfruttare tutti e non si può pensare di giocare come in una squadra di club dove fai la stessa identica formazione del giorno prima, non si può, cambia l'avversario, devi cambiare qualcosa, anche modulo di gioco, cioè la nazionale deve essere molto varia, deve essere diversa, deve essere qualcosa di particolarmente changeable, cioè devi cambiarla tanto, altrimenti è inutile, non puoi vincere niente, solo con la fortuna puoi vincere. Perché noi ne abbiamo avuta tanta 2 anni, 3 anni fa, sì. Ne abbiamo avuta parecchio. Ecco, bene, e dopo c'è la Formula 1 anche con la Ferrari che è in terza fila, quinto e sesto, e quindi anche lì difficile. E, insomma, c'è tanto di sport anche oggi, tra saggi vari eventuali, concerti, zucchero in quel di Udine, e quindi insomma ce n'è tante da fare. Comunque alle 2 Sinner e alle 3 Musetti. Esatto, quelle sono Sky Sport, purtroppo, Now TV e così via, non si può vedere in altre maniere a meno che non sia pirata, e questo non va bene. Naturalmente, bisogna essere onesti e dirlo, però se abbassassero un po' i prezzi farebbero la cosa gradita. Ricordo anzi, li hanno aumentati dal 1 luglio, causa Champions League. Guarda, per esempio, a 36 squadre. Voglio fare un po' di pubblicità, parliamo di Netflix, faccio un esempio, no? Netflix ha creato un abbonamento adesso dove tu paghi 5,49 €, ti fanno un po' di pubblicità all'interno, però un po' come Prime. Beh sì, esatto, un po' di pubblicità, paghi pochissimo, però hai puoi vedere 2 monitor in contemporanea, e insomma sempre nello stesso nucleo familiare naturalmente, però è una buona cosa, vuol dire che paghi poco, però con un briciolo di pubblicità puoi vederti tutte le serie. Assolutamente. Ecco, questo dovrebbero farlo un po' tutti, perché naturalmente i costi sono diventati fuori per fuori, no? E quindi lo stesso io credo che se si vuole avere più gente che guarda questi canali privati, bisogna che i prezzi siano leggermente più ragionevoli, aggiungendo anche un briciolo di pubblicità che non guasta mai, secondo me, perché giustamente se metti un prezzo un pochino più basso per fare in modo che vada dappertutto, puoi anche pubblicizzare, insomma, se sei un buon direttore marketing sei in grado anche di procurarti delle buone pubblicità sapendo che c'è tanta gente che lo guarda. Bene ragazzi, è tutto per questa puntata domenicale speciale. Max, buona domenica. Bene, buona domenica a te. Buona domenica a tutti. Ricordatevi che noi siamo sempre qua, quando volete, prossimo anno venite a chiamarci e verremo da voi, farvi la diretta, al commento, ci faremo 4 risate, ma faremo anche i seri naturalmente. Quindi chi ha voglia, ricordatevi che noi siamo sempre a disposizione. Non abbandonateci. Arrivederci e alla prossima. Buona domenica.